Il clima di fiducia delle persone è tutto sommato positivo, però questo non si traduce in vendite. Ecco, quanto su questo influisce un'inflazione che anche nel Veneto è cresciuta? Sì, l'inflazione nel Veneto adesso dicono sia sul 3,5%. La gente sembra ultimamente un po' più ottimista, però non traduce questo in acquisti, perché i costi purtroppo sono aumentati, perché le materie prime sono aumentate tutte quante, i trasporti sono aumentati, quindi è il cane che si morde la coda, non riusciamo mai a raggiungere un punto che possa garantire sia il cliente, che purtroppo vede gli stipendi purtroppo non coerenti con la situazione economica del Paese. Ecco, questo potrebbe tradursi in una difficoltà per le aziende che rischiano quindi di sparire ed è questo che volete evitare naturalmente come Confcommercio. Lei si appella quindi anche all'impegno degli enti pubblici, delle istituzioni. Allora, diciamo che dobbiamo dividere in due: la parte della ristorazione va abbastanza bene e sono abbastanza soddisfatti, mentre pur avendo costi notevoli, aumenti notevoli, mentre per quanto riguarda il settore, soprattutto abbigliamento e accessoristica, la situazione è più difficile. Quindi noi chiediamo a tutti i sindaci del nostro entroterra di verificare dove è possibile intervenire per aiutare queste aziende. Gli affitti nella maggior parte dei casi sono fermi, perché i proprietari stessi degli immobili si rendono conto perfettamente che più di tanto non si riesce ad aumentare, però la parte della burocrazia diventa ormai costosa, perché come lo si evince da tante ricerche, la burocrazia pesa sui costi di tutte le aziende.